Amici bellini, eccomi a caldo a fare un pochino di analisi di Navagnetta. A caldo sono io perché ovviamente la faccio subito perché devo andare a faticare, ma a voi arriva un po' a tiepido perché se vi arriva di mattina, di martedì, oggi che è martedì, e buon Ferragosto di martedì, capita il Ferragosto quest'anno, quindi tutto bene, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora amici bellini, benvenuto Lorenzo Fracassa, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, secondo me siete completamente impazziti. Ieri durante la live ci siamo divertiti tantissimo a guardare l'ultima partita amichevole del Napoli di questo precampionato, il ritiro, il doppio ritiro, i giovani che stiamo vedendo, i giocatori che hanno avuto meno spazio che stanno avendo più spazio, insomma ci siamo divertiti tantissimo. I like a pioggia per questo video perché si fa analisi tattica, si fa un pochino di lavagnetta, perché è chiaro adesso quello che ci sta facendo vedere Spalletti e possiamo analizzarlo senza tema di smentita perché era proprio evidentissimo. Abbiamo sempre noi dei dubbi, facciamo sempre delle intuizioni, in questo caso con il materiale umano a disposizione di Spalletti sappiamo benissimo di quello che si tratta e passiamo direttamente alla lavagnetta con un ambrabam di quelli nostri. A proposito, ricordo a tutti gli amici abbonati del canale Telegram, del gruppo Telegram, di lasciarmi un messaggio se volete partecipare al Fantacalcio. Ci organizziamo da domani, quindi da martedì ci organizziamo, da lunedì, e facciamo questa cosa divertente con gli abbonati del canale. Se volete abbonarvi al canale sapete come fare, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. È un modo per supportare il canale, per quello che faccio quotidianamente, lo faccio per passione, lo faccio per la community, lo faccio perché mi diverto tantissimo, fondamentalmente. Passiamo un po' all'analisi di quelle che è stata la prestazione dei singoli giocatori e anche un pochino i movimenti in campo, perché è chiaro, li dobbiamo vedere in campo così. È un 4-3-3 a tutti gli effetti, non si è visto assolutamente il sottopunta, non si è visto il doppio play, solamente nel secondo tempo un pochino, quando sono entrate le seconde linee, quando è entrato Gaetano, Elmas ha avuto un po' di attenzione in più a venire ad accompagnare l'inizio azione, ad abbassarsi un pochino per aiutare Gaetano. Anche quando poi Palmiero prenderà la zona di Gaetano, Elmas ha dato una mano, dopodiché le sostituzioni. Ma andiamo per ordine perché altrimenti andiamo in confusione. Quando mai? Meret poco impegnato, ha fatto un paio di parate di quelle standard, idem dicasi per Ospina, nemmeno una parata secondo me. Insomma, il portiere è veramente poco impegnato. Il Napoli è stato attento a respingere qualsiasi occasione che il Pescara ha provato ad impostare. C'è stata una traversa del Pescara, adesso vado a braccio, cerco di ricordare, la mia memoria è quella che è, ma insomma c'è stata una traversa del Pescara, qualche occasione così di apprensione, però veramente poca roba. Sulle fasce abbiamo Di Lorenzo che ancora mi sembra in leggero ritardo di condizione, non mi sembra brillantissimo, giustificabile perché ha fatto pochissimi allenamenti, ha fatto una stagione durissima l'anno scorso, lo aspettiamo. E vedete che come primo sostituto ci metto Zanoli perché andiamo subito alla questione del mercato. Spalletti in post partita, incalzato da Silvermele, ci fa capire una cosa. Lui dice: vietato azzardare per quanto riguarda il mercato, il Napoli non può permettersi di fare acquisti sbagliati, però ci dice una cosa che ci fa ben sperare, ci dice che si stanno guardando intorno e qualcosa per completare la squadra. Dice chiaramente Spalletti: bisogna completare la rosa perché allo stato attuale non possiamo affidarci a delle seconde linee che hanno fatto categorie diverse e che quindi un salto così importante per fare Serie A, Europa League e Coppa Italia potrebbero andare in difficoltà, rischi di bruciarli. E allora noi vediamo Zanoli lì perché Di Lorenzo prima passa sulla sinistra e viene sostituito Mario Rui con Malqui, e Malqui fa molto bene. Malqui in questo momento è più in palla, ha fatto un precampionato migliore, ovviamente più lungo, e Malqui con un ass sulla fascia destra rendono la fascia destra
destra la fascia forte del secondo tempo, ma dobbiamo andare per ordine perché altrimenti io mi perdo le cose e dopo parliamo anche di Zanoli o Zanoli. Rachmani mi è sembrato abbastanza pulito negli interventi, abbastanza attento, Koulibaly idem, e come vedete sono i due che non hanno sostituti perché Manolas ancora ha un affaticamento muscolare importante. Parlare di Manolas anche per una questione mercato, parrebbe insomma che ci sta questa offerta dell'Olympiakos per Manolas. Io vi dico la verità subito, ve la spiattello lì com'è: se arrivasse un'offerta importante che ti permette poi di prendere un Senesi, faccio un nome, e un altro magari giovane, io accetterei senza dubbio, perché Manolas sì, è uno dei giocatori importanti di questa squadra, però non ci ha garantito un livello di prestazione sempre costante, sempre eccezionale. Se lo vogliono pigliare, abbassi il livello dell'ingaggio, abbassi l'età media, vatti a prendere un Senesi che ci è piaciuto dagli highlights, poi devi vedere che impatto avrà, però Mancino, Senesi, importante, sarebbe una bella operazione, quindi la sposerei. Poi passiamo a Mario Rui, il solito impegno che ci ha fatto vedere in questo precampionato, con inserimenti più centrali, fa proprio parte delle sue caratteristiche. È difficile vedere Mario Rui qui a tentare un cross. Mario Rui tende ad accentrarsi molto, il che molto spesso può creare difficoltà ad Insigne perché questa è la sua zona, ma abbiamo visto che Insigne è stato in grado anche di trovarsi spazio più defilato o addirittura sulla destra, molto spesso sotto punta. Insigne lo abbiamo visto bene, ma andiamo con ordine. Mario Rui, ragazzi, partirà lui titolare, quindi ce lo dobbiamo anche far piacere nel momento in cui non ci sta una sostituzione immediata, perché Ghoulam lo dobbiamo aspettare, perché Zanoli, che poi vediamo a sinistra, che ci piace perché fondamentalmente punta anche l'uomo e fa pure le belle cose lì a sinistra, però il ragazzo è giovane, non dobbiamo dargli responsabilità esagerate. Addirittura ha parlato di scudetto, il ragazzo vuol dire che è completamente pazzo, ha personalità e spero di vederlo nel Napoli a lungo tempo. Se rimane con questo gruppo io sono contento, fa dell'esperienza, lo vedremo giocare ogni tanto, non male, e credo che a questo punto sul terzino sinistro noi possiamo anche toglierci la speranza, perché questa è un'ipotesi mia. Secondo me si resterà con questi 5, ovvero Mario Rui, Ghoulam in attesa di Ghoulam, Di Lorenzo e Malqui e Zanoli, che può dare un pochino di respiro a questi terzini. Un Di Lorenzo viene adattato a sinistra come succede all'inizio del secondo tempo, oppure lo stesso Zanoli può giocare sia a destra che a sinistra. Questi sono i tentativi che sta facendo Spalletti, molto bene. Lobotka, vera e propria il vero e proprio regista di centrocampo, basso, il vertice basso del triangolo, molto spesso preso a uomo, non è stato al centro del gioco nel primo tempo e molto spesso si è cercato il solito dai e te la ridò, nel senso che Lobotka passa a Fabian fa la sponda subito per Lobotka, gli avversari si devono muovere a rincorrerti e si cerca poi la verticalizzazione o qualche inserimento. Se la palla non arriva a Lobotka, imposta Koulibaly un po' più preciso del solito nei passaggi lunghi, o lo stesso Rachmani per cercare il filtrante per le mezze ali che si trovavano in fase d'attacco in questa zona qui. Quindi questo è stato l'ovviare a quando ti bloccheranno il regista, perché si sa che se giochi col 4-3-3 le squadre tendono a mettere un uomo sul tuo regista per soffocare le tue idee di gioco, e quindi si cercherà di fare di necessità virtù. Qualche lancio anche da parte di Mario Rui diretto per Osimhen, che si può allargare, può favorire gli inserimenti degli altri attaccanti e dei centrocampisti. Insomma, ci sono delle soluzioni, niente di nuovissimo sotto al sole, lo abbiamo visto fare. Quando hai Osimhen hai questa possibilità di farlo, con Petagna è più difficile, ma andiamo avanti. Fabian, continuano le dolenti note, vale il discorso però di Di Lorenzo, in ritardo di condizione, arriva al tiro anche leggermente, stando in questa zona lo potremo vedere più al tiro, ha fatto delle giocate anche intelligenti, spesso cerca di giocare di prima, questa è una cosa che lui si sta probabilmente forzando di toccare meno il pallone, ancora non è brillantissimo fisicamente e vorrei più velocità. La velocità è difficile chiedergliela, non è nelle sue caratteristiche, però
questo è quello che è la situazione. Quando recupererà Zielinski, io credo che il signor Elmas in questo momento sia assolutamente da mettere titolare in questa squadra, perché dimostra non solo di avere spunto, non solo di essere concentrato, dà una grande mano anche in fase di, insomma, di interdizione, veramente ci sta facendo vedere delle cose alla Allan, però con più qualità, con più gioventù, con più intraprendenza, insomma arriva a prendersi un rigore importante ed è anche molto altruista, poteva tirare in altre occasioni, insomma Elmas in questa zona o in questa zona funziona e probabilmente vedremo una crescita esponenziale di questo ragazzo quest'anno. Politano ancora così e così, si può dire che Unas è più in palla in questo momento. Unas ha avuto un impatto importante nella gara, il ragazzo, mi devo ripetere così i nuovi capiscono la mia posizione su Unas. Unas ha dei problemi solamente di testa, se non si prende pause durante la partita, se aiuta un pochino i compagni anche in fase di non possesso, Unas ha dei colpi importanti e Unas ha dimostrato che quando poi va sul fondo e usa pure il destro, lo sapete come amo questa cosa qua, diventi più imprevedibile e Unas ci può tornare utile veramente per spaccare le partite bloccate, perché non ha paura di tentare il dribbling, anche a volte ne fa uno di troppo, quindi servirà la maturità, servirà quando sentirà la fiducia, quando sentirà che non deve spaccare il mondo per dimostrare. Io penso che in giro già se ne sta parlando bene, potrà fare un dribbling in meno e un passaggio in più e Unas ci tornerà utile. Osimhen segna il primo gol, fa procurare ad Elmas il rigore con un passaggio sul filo del fuorigioco, in altre occasioni meglio nel controllo stavolta che nella conclusione. Non me la prendo con Osimhen, insomma qualcuno sarà ancora un po' duro con lui, severo perché tecnicamente è ancora un po' acerbo, ma signori ci dà talmente tante varianti tattiche con la sua velocità, anche con la sua fisicità, gli puoi alzare il pallone, gliela puoi lanciare lunga, insomma Osimhen sarà importantissimo per questa squadra. Petagna vale come Politano, come Fabian, come Di Lorenzo, in ritardo di condizione non ci siamo, e anche le caratteristiche sono molto diverse da quelle di Osimhen. Se ci aspettiamo da Petagna quello che fa Osimhen non va bene, e un paio di volte ha colpito anche il portiere e quindi non ci siamo. Insigne ha fatto una partita matura, una partita di sacrificio nei confronti dei compagni, nel senso che più che cercare l'aiuto perché ce n'era poco bisogno, era lì a gestare il pallone, passaggi di prima, invenzioni per i tagli di Politano, dello stesso Fabian, insomma è stato in certe fasi anche delizioso e geniale. Insigne segna un rigore da freddo, insomma quale è quando non ci sono insomma partite importanti, ma Insigne ci può dare tanto. Sarà il tema di tutta la stagione, perché ho idea che Insigne resterà, ma per il contratto ci sarà da faticare e probabilmente ci porteremo questo fardello di Insigne senza contratto, che giocherà comunque titolare da capitano del Napoli. Sarà complicato. Entra Zedatka che si toglie lo sfizio di un gol servito da un cross di Malqui che finisce in questa zona, ovviamente Zanoli finisce a sinistra. Un accennino per Gaetano che Spalletti ha provato da regista, dove però non si sente a suo agio. Con l'ingresso di Palmiero Gaetano finisce mezzala e gioca molto molto bene, fanno un bel casino qui Gaetano, Unas e Malqui, veramente veramente begli spunti. Idem vale per Gaetano, il discorso per Maciac. Sono giocatori che delle qualità le hanno, ma non puoi puntare proprio su di lui, servirebbe un centrocampista di esperienza e di livello da mettere qui nella mischia, in attesa del ritorno di Demme, che sarà fondamentale in una squadra che punta sul dinamismo, sulla velocità e anche su un po' di verticalizzazione. Se tocchiamo il pallone troppo rischiamo il tiki toki taka tiki tuki, che poi ti porta a specchiarti, perché ogni tanto il Napoli si specchia. C'è stato dei momenti durante la telecronaca dove ho dovuto dire Napoli un po' lezioso, non tiriamo, ci piacciamo troppo, ci specchiamo nella nostra tecnica, non va bene, bisogna essere più cattivi sotto porta, cercare il gol, un gol più degli avversari. Perché noi qualche gol lo rischieremo, ragazzi, perché insisto sulla questione del coraggio. Quando il Napoli pressa alto e pressano tutti alto, faccio l'esempio del primo tempo con Fabian qui, Lobotka aiuta e deve aiutare, perché altrimenti si crea questo spazio qui in mezzo. Deve andare anche lui con coraggio a cercare l'anticipo. Se non riesce l'anticipo e gli avversari con dei triangoli mandano qualcuno in questo spazio, ecco che anche la difesa deve avere questo coraggio di stare alto, e lì
avremo questo concetto quasi sarriano di difesa altissima. Ovviamente questo ti porta a prenderti dei rischi quando scappi. Al contrario, qualcuno deve rompere la linea e andare sul portatore di palla, l'ha fatto un paio di volte Koulibaly anche bene. Sono dei rischi che ci prenderemo e che quasi quasi mi fanno pensare ad uno Spina in vantaggio su Meret. Possiamo fare delle ipotesi per il Venezia, ma la lasciamo per un altro video, perché se noi che parliamo in da giorni. Da New York Valerio Fluido è tutto, penso che è venuto lungo abbastanza. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete delle novità di mercato, perché io non ne ho. Arriveranno dei nomi finali in questa settimana finale, anche se il mercato dobbiamo ricordarci che continuerà anche dopo l'inizio del campionato, ma noi non abbiamo tempo da perdere. Se c'è un'idea, se si può fare, va fatta subito, perché poi questi giocatori si devono inserire, devono conoscere l'ambiente, devono conoscere i compagni, devono capire cosa vuole Spalletti, e più si perde tempo e meno saremo pronti. E bisogna partire subito, ragazzi, con una vittoria, perché in Europa stiamo vedendo squadre piccole che fregano le squadre grandi. Il Lille, campione di Francia, che perde 4-0 con il Nizza in casa, l'Arsenal che perde, e insomma ho sentito il Bayern di Monaco mi pare 1-1. Dobbiamo stare molto attenti, guai a sottovalutare il Venezia neopromossa che vorrà fare la partita della vita per il ritorno in Serie A. Napoli sul pezzo, mi raccomando. Spalletti mi dà l'impressione di essere convinto di quello che sta facendo e sa che serve qualcosa in più per questa squadra se vuole far bene le tre competizioni. Bisogna fare di necessità virtù, lo sappiamo. Aspettiamo le magliette, aspettiamo un acquisto. E da New York Valerio Fluido è tutto, l'ho già detto, quante volte lo devo dire? Ah, il like, ecco perché ho ripetuto, perché vi siete dimenticati il like. Mettetelo mo'. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.